Ciao nonna, ciao. Zia che ti sta chiamando. Io non ci credo. Emanuele. Ciao. Che Ma io buono. sono l'unico. Ride sempre. No, no. Sì. No, ma Oh, bella! Oddio, che... Ciccio, davanti di te. Ci sono tutti per te, la direzione è 2000. Scusi, 52. Oddio, ne ho fatte già una decina, lo sai. Perché dopo passo sulla carne ma devo andare a portarmi che c'è. Guarda con zio, guarda con zio. Ah, così scarichiamo. Non c'è il setto la sala. No, l'ho spenta. Questo verso allucinante. Donne elettroniche. Ecco così. Ma ce l'hai un'altra cassetta? Sì. Quanto manca? 40 minuti? Sì. La nostra comunità parrocchiale per la gioia oggi di accogliere il nostro Emanuele che sarà battezzato, che sarà come noi nell'ascolto del Vangelo per amare Gesù, per amare ai fratelli e sorelle della sua vita. Accogliamo il nome di Dio per la nostra Chiesa e tutti insieme a pregare oggi preghiamo per la sua crescita più spirituale e umana. Adesso chiedo ai genitori che nome date al vostro bambino. Emanuele. Emanuele che cosa vedete nella Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per Emanuele, che coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano a vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi genitori, padrino e madrina, volete dunque che Emanuele riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì. Emanuele, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo un applauso a Emanuele. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrina, e affidate a questo segno pasquale, fiamma che sempre dovrete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, il nostro fratello Emanuele, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi del Re dei Cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i suoni
parlare muti, ti concede di ascoltare presso la sua parola. E come ora abbiamo conoscenza per il dono della maternità, così con il suo figlio Emanuele, viva sempre il movimento di grazia. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo dell'eternità, benedica il papà Emanuele, insieme con la sua sposa, sia per il figlio, il primo testimone della fede, che la parola è buon esempio in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che ci ha fatto nascere alla vita nuova dell'atto dello Spirito Santo, benedica il mattino e la mattina e tutti noi qui presenti, perché sempre e ovunque siamo ben la vita del suo popolo in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Così è. Cos'è che c'è sta chiesa? Cos'è che c'è sta chiesa? Attacca, io c'ho ancora fatto, però pure attaccato. Ma c'è stato. Lo riprendo. Non mi devo fare le foto pure io. Faccio vedere a te. Ma oggi è Giacomo. tipo il testimone della situazione. È proprio un cannibale, oh. Mi è piaciuto. C'è un pellicino e tu pezzettino di nuovo. Non c'è proprio più. Basta! Ma basta! Guarda, metti un po' di zucchero se ti mangia pure a te. Dobbiamo stare tranquilli, se si entra in guerra noi ci si mangia, No, Voglio una foto, voglio una foto. no, ce l'ha nel naso la panna. Voglio una foto, beh. Ecco bella per il piatto. No, stai a rovescio. Sì, Ma te guarda, ma ti pago la moglie del Bano. A me viene sempre. È buona, Ah, no, si guardala. Da. Pure mamma. Le fermo. Oh! Dove sta la torta mia? Dai, mammi, basta. E basta. È un macello adesso. Aspetta, dai, via. Sei
è diverso. È tipo un zombie, oh. Già, lavaglielo da davanti. Lava. Lavaglielo da davanti così. Ah, Laura. Oddio. Ma mette tutto il nome. Non ammazza il padre, oh. Tienilo un attimo.